Buonasera e bentrovati, il nostro appuntamento consueto giornaliero dal lunedì al venerdì, ore 19:30, in replica registrata 23:30 sulla nostra web tv che si chiama venetoglobe.com, lo spazio è quello dedicato allo sport. Ci trovate anche sul digitale terrestre, in questo caso soltanto per la provincia di Belluno per il momento, sul canale 813, ripeto 813, solo per la provincia di Belluno, in attesa di ampliare il nostro raggio di trasmissione per tutto il Veneto. Iniziamo con le principali notizie di oggi. Non possiamo non iniziare, purtroppo non avremmo voluto, ricordando l'immane scomparsa di un uomo, di una persona importante quale Sergio Marchionne, che all'età di 66 anni è scomparso dopo una fulminante purtroppo malattia. I funerali, lo hanno comunicato oggi la famiglia, saranno tenuti in forma privata. Intanto lo sport deve andare avanti e in questo caso l'automobilismo, in questo caso la Formula 1, la Ferrari di Marchionne. Domenica si correrà sul circuito di Angeringen in Ungheria, sarà il Gran Premio d'Ungheria e sarà la 12ª gara del campionato mondiale su 21 prove. Mondiali di scherma in Cina con il fioretto femminile che ha perduto quest'oggi la sfida contro gli Stati Uniti, andando al secondo posto, raccogliendo una comunque bella e onorevole medaglia d'argento. Anche la sciabola maschile completa il podio che mancava, anche in questo caso con un argento altrettanto importante. Il calcio, questa sera ritorna in campo per la prima europea, l'Atalanta di Gasperini sarà a Reggio Emilia contro la formazione del Sarajevo. Nella notte poi invece in America è andato in campo il Milan contro il Manchester di Mourinho. Ci sono voluti, pensate, ben 26 rigori per decretare il passaggio al prossimo turno degli inglesi che l'hanno alla fine spuntata. Poi la Juve, che grazie alla doppietta di un giovane della primavera, Favilli, tra l'altro appena ceduto al Genoa, ha vinto 2-0 contro il Bayern di Monaco. Sconfitta pesante e piuttosto netta per la Roma invece contro il Tottenham. Amichevoli anche per quanto riguarda le Venete che cominciamo a seguire, le Venete che sono in figura di sparring partner oppure di ritiro in molte località di montagna o di ritiro stesso nelle proprie sedi. A partire dal Padova, per esempio, che ha perso 1-0 contro la Sampdoria in provincia di Brescia. La Lazio, invece, che è di stanza ad Auronzo, ha battuto per 3-0 la Triestina di mister Pavanel e ora sabato la Lazio ad Auronzo avrà l'ultimo test in altura contro la Spal. Amichevole anche tra Chievo e Cittadella. Il Chievo è nella bufera in questo periodo, dovrebbe ripartire da un -15, però insomma salvando la Serie A, almeno così si dice. Poi il ripescaggio del Crotone è ancora un po', c'è ancora un po' di confusione. Tra l'altro i 15 punti di penalizzazione del Cesena non li sconterà nessuno perché il Cesena è stato retrocesso in categorie minori ulteriori. Quindi vi dicevo, tra Chievo e Cittadella si sono affrontate le due formazioni venete, ha vinto per 1-0 il Chievo. In campo anche il Venezia del nuovo mister Vecchi, l'ex tecnico della primavera dell'Inter, con una doppietta il Venezia, il doppietta di Zigoni, il Venezia ha battuto il Virtus Verona di mister Fresco, neopromosso in Serie C. Facciamo un bilancio adesso per quanto riguarda il campionato di eccellenza, quindi i campionati che più da vicino ci interessano. Serie D con Montebelluna che sta lavorando sul proprio campo, mentre eccellenza ieri ha preso il via la stagione 2018-2019 del Giorgione. A Castelfranco Veneto, agli ordini del neomister Perrone, ritrovo ieri pomeriggio, primo allenamento dell'anno, ritorni importanti come quello di Morbioli, andiamo su questa camera, ritorno di Morbioli vi dicevo, Boscaro e Antonello, oltre a Zoppelletto e al nuovo arrivo Canton, ma è spuntato oltre a Canton
Avon a Castelfranco anche Perosin, che tutti si chiedevano se avesse potuto o se poteva ritornare al Montebelluna. Niente di tutto ciò, perché si è accasato al Giorgione. Adesso le prossime riunioni, diciamo così, chiamiamole così, ritiri, toccherà alla Liventina, al Treviso e al Vittorio Veneto, tutte il 30 di luglio. Poi l'Eclisse Carini Pivigina il 31 insieme all'Union QDP. Questo per quanto riguardava il calcio locale. Siamo sul basket perché la Treviso Basket, la TVB, sta completando il suo roster parecchio importante, perché sono arrivati grandi nomi, sono arrivati degli ottimi giocatori, si sta pensando già all'inizio del raduno che sarà dal 20 agosto a Sant'Antonino, e proprio a Sant'Antonino ieri c'è stata la presentazione di un nuovo arrivo, di un nuovo giocatore che tra l'altro è impegnato con la sperimentale nazionale italiana proprio alla Ghirada. Si tratta di Davide Alviti, nuovo giocatore della TVB. Vediamo il servizio che hanno realizzato proprio quelli della TVB, il loro sito e i social. Eccolo. Davide, benvenuto a Treviso, anche se sei qui da qualche giorno impegnato con la nazionale sperimentale. Raccontaci innanzitutto come sta andando questa esperienza importante per te e di crescita. Grazie dell'accoglienza. Sì, sono da 2 giorni, 2-3 giorni qua per la nazionale, però mi trovo già bene con tutti i compagni, ho legato praticamente con tutti, alcuni già li conoscevo, però dai, molto bene direi, ci stiamo dando già da subito in maniera molto intensa e si prospettano 2 settimane di gran lavoro. Gran lavoro con coach Sacchetti, prima dell'inizio del raduno qui a Treviso con coach Menetti. Conosci già il coach? Hai già avuto modo di parlare con lui? Sì, ho avuto modo di parlargli 2-3 volte al telefono, ancora non l'ho visto personalmente, però ho avuto modo anche di giocarci contro nelle varie amichevoli che abbiamo fatto contro Reggio Emilia l'anno scorso, e mi sembra un ottimo allenatore anche fuori dal campo, ecco. Raccontaci com'è nata questa proposta da parte di Treviso, è stata una delle prime società a chiamarti, hai subito detto sì. È stata una delle prime società a chiamarmi, e sinceramente quando una società con un blasone così ti chiama subito con tanto interesse fai fatica a dir di no. Anche perché era un'offerta allettante comunque giocare in un palazzetto in una società come Treviso. Speriamo bene quest'anno, però ci sono tutti i presupposti, ecco. Sicuramente per te sarà più facile quest'anno giocare al Palaverde, anche se l'anno scorso alla De Longhi hai fatto veramente male, 21 punti quando giocavi con Imola contro Treviso al Palaverde. Da quest'anno avrai il pubblico dalla tua parte e sarà sicuramente motivo in più di stimolo, ma anche più emozionante. Sì, infatti avere un pubblico del genere come il Palaverde, praticamente ogni 2 settimane il palazzetto pieno, e soprattutto che fa tifo per te, ti incita e resta lì anche nei momenti di difficoltà, per noi giocatori ci aiuta molto, e secondo me vincere al Palaverde non è così facile. Domani scopriremo un altro degli ultimi arrivi appunto del TVB, sempre per quanto riguarda il basket. Vi ricordo che c'è un calendario già uscito per il girone Est e per la A2 che vedrà l'esordio di Treviso in casa contro Ferrara. Poi la terza giornata la partita una clou contro la Fortitudo di Bologna. E dopo 4 anni finalmente Treviso inizia in casa il campionato. Lasciamo il basket e passiamo al rugby. La nostra redazione oggi è salita in quel di Calalzo, si è concessa un giorno di montagna come appunto sta facendo il Benetton Rugby. Abbiamo assistito da vicino ad un allenamento veramente massacrante, un allenamento che porterà la formazione trevigiana ad essere pronta già per la prima uscita di campionato in Galles il 1° settembre.
settembre, poi ci sarà la doppia trasferta per la Benetton in Sudafrica, ci saranno partite importanti ed amichevoli importanti a partire dal mese di agosto, dal 10 precisamente. E allora andiamo proprio a sentire su questi argomenti il presidente Amerino Zatta. Credo che è la normale routine delle cose, diciamo, no? Si comincia a avvicinarsi alle cose serie. Finora abbiamo fatto un po' di vacanza, adesso gli allenamenti cominciano a diventare sempre più intensi. Fra poco cominceremo con le amichevoli, è uscito il calendario, quindi stiamo già così facendo alcune considerazioni sulle date e sugli impegni che ci attendono. Quindi sta tutto proseguendo come da copione, diciamo. Quindi diciamo che le cose stanno andando avanti nel migliore dei modi. Scenderete e ci saranno poi nel mese di agosto 3 amichevoli, mi pare, tutte con squadre piuttosto anche importanti. Sì, adesso la prossima settimana i ragazzi saranno fermi perché ovviamente dopo un periodo così lungo hanno bisogno di rifiatare e poi si ricomincerà il venerdì 10 di agosto, poi il 17 e poi il 24, queste 3 amichevoli in casa con Worcester, con Leinster e con le Zebre, diciamo. Ci prepariamo a questo inizio di campionato che giocheremo fuori casa in Galles e a Connacht e poi la seconda in casa contro il Cardiff. Noi evidentemente siamo, non dico ottimisti, ma ci stiamo preparando seriamente con buone, diciamo così, volontà di ben figurare per l'anno prossimo. C'è anche questa doppia trasferta in Sudafrica, no? Sì, come l'anno scorso ne abbiamo fatto una, quest'anno ci attendono queste 2 trasferte, questi 15 giorni che andremo in Sudafrica a fine novembre, primi dicembre e ovviamente dobbiamo prepararci anche a questo perché questo fa parte del gioco. Al di là del gioco e al di là del viaggio, diciamo che anche questa è un'esperienza, già l'avete provata lo scorso anno, insomma assaggiate il campionato sudafricano, il mondo sudafricano. Sì, l'abbiamo fatta l'anno scorso, è stata un'esperienza sicuramente positiva, adesso torneremo con queste altre 2 partite, quindi fa parte della normale attività che andremo a intraprendere e che comunque sempre sotto l'aspetto positivo ci permette di confrontarci con queste realtà straniere diverse rispetto da noi. Beh, l'ambiente a Calalzo si sta bene, i ragazzi mi pare che li vediamo sgambettare bene. Sì, diciamo che hanno fatto questi 3 giorni iniziali, adesso terminano sabato, diciamo di un buon allenamento, c'è un buon affiatamento tra di loro, che ieri sera abbiamo fatto una cena con tutto lo staff molto interessante, importante, goliardica su un rifugio qui a 2000 metri e quindi tutto sta proseguendo, diciamo così, come nel migliore dei modi. Ecco. Ha fatto anche lei l'escalata della diga? No, sicuramente no, anche perché evidentemente lasciamo stare, è un argomento un po' particolare. In bocca al lupo, Presidente. Crepi, grazie a voi. Beh, chiaramente non toccava al presidente Amerino Zatta scalare anch'esso la diga, che è stata sede di allenamento ieri piuttosto pesantino, dicevano, per quanto riguarda i 44 leoni del Benetton Treviso. Al termine dell'odierno allenamento non potevamo non sentire uno dei giocatori e allora la scelta è caduta su Marco Riccioni. Eccolo. Marco, ti vediamo correre, quindi stiamo recuperando. Sì, stiamo recuperando. Ho fatto una stagione un po' difficile tra infortuni vari, ho giocato solo 6 partite, quindi adesso piano piano sto rientrando con la squadra, per l'amichevoli ci sono, quindi va bene così, l'inizio della stagione è bene. Inizio di stagione, l'hai detto tu, delle amichevoli anche importanti, no? Sì, abbiamo la prima che è contro Worcester, una squadra inglese, ci stiamo preparando perché ci teniamo a vincere le prime 3 partite, abbiamo grandi aspettative, poi abbiamo Leicester che sarà una battaglia durissima e infine la classica amichevole con le Zebre del nostro derby, quindi anche lì ci sarà tanta competizione. È una stagione che obiettivi ti sei dato, intanto di recuperare al pieno e poi? Tanto sì, appunto, di recuperare appieno e poi comunque sia di giocare partite il più possibile, anche perché poi ci sono i test match e poi ci saranno le nazioni e quello è il mio obiettivo di quest'anno, quindi questi sono i miei obiettivi. Il primo però è sicuramente fare bene con la Benetton e come abbiamo già affrontato ieri il discorso di costruire una cultura vincente, quindi questa al momento è la cosa più importante per me. La
sottolineatura è proprio questa di formare il gruppo. Sì, perché quest'anno stiamo incrementando più il gruppo, stiamo incentrando molto sul gruppo, e quindi questo ritiro anche serve a stare più insieme, a stare più uniti e creare una squadra. E allora in bocca al lupo e buona stagione. Crepi, grazie mille. Che sia una stagione fortunata appunto per Marco Riccioni, visto che lo scorso anno non è stato purtroppo così. E allora fare gruppo, questa è l'immagine, questa è la parola d'ordine per quanto riguarda il Benetton Rugby. Torneremo domani ancora a Calalzo per testimoniare con altri interventi e con altre nostre interviste il raduno che sta per finire del Benetton prima di una pausa benefica e meritatissima per i 44 leoni impegnati sui campi di Calalzo. Abbiamo concluso anche per questa sera l'appuntamento giornaliero dalle 19:30 e alle 23:30 in replica, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com, sul canale 813 del digitale terrestre per l'intera provincia di Belluno. Per il momento è tutto, ci risentiamo domani con l'ultimo spazio dedicato allo sport, non soltanto di marca ma regionale. A tutti voi buona serata.